Nuovo vloghino, c'è sole oggi, però c'è qualche velatura. Dovrebbe cambiare un attimino il meteo adesso nei prossimi giorni perché sta arrivando l'autunno. Io speravo di no, in realtà sta arrivando l'autunno. Nell'ultimo vlog vi avevo detto che mio papà era stato di nuovo in ospedale, tornato a casa, ok? Altri aggiornamenti non so se ne ho, nel senso che a parte il meteo che dovrebbe cambiare insieme alla temperatura, purtroppo, e così è un sogno, altre cose, io ho preso il telefono per registrare per qualche motivo, perché dovevo dirvi qualcosa. Non lo so. La memoria non mi aiuta per niente, eppure qualcosa dovevo dirvi. Mistero. Vabbè, sì, forse questa. Non so se tra di voi c'è qualcuno che fa uso di CBD. Dal 20 settembre di quest'anno, quindi forse sarà già uscito questo video, non lo so, sarà considerato uno stupefacente. Perché? Cioè, io mi chiedo perché. Non sballa assolutamente, anzi rilassa e io dormo da Dio, e posso anche dire che molto probabilmente è stato il CBD ad aiutarmi a, diciamo, superare il lutto che ho avuto. Quindi, perché ho iniziato ad assumerlo tipo una settimana prima, perché insomma sapevo che la situazione non era delle migliori e ero stata male mentalmente, e quindi avevo iniziato a riprenderlo per dormire. Infatti il sonno è migliorato moltissimo da quando lo assumo. Cioè non sballa, aiuta solo a rilassarsi, dovrebbe alleviare anche i dolori, ma in realtà quello bisogna, è tutto soggettivo, però io vi parlo per la mia esperienza. Cioè basta, non si potrà più comprare, solo il medico potrà prescriverlo e si troverà nelle farmacie. Cioè in tutto il mondo stanno legalizzando il tutto, qui in Italia funziona tutto al contrario. Questo governo ha deciso che sarà così. Non lo so, non so dove andremo a finire sinceramente. Qua è pronto? Credo di sì. Buon, io mangio. Pranzo all'alba delle 2:15, beh anche presto rispetto al solito. Mi è venuto in mente cosa dovevo dirvi, che forse alcuni di voi non hanno seguito tutti i vlog. La nonna che ho perso è la nonna paterna, non quella materna, quella che avete visto nei video, è l'altra nonna. Ecco, quindi volevo chiarire questa cosa. Le avete allungato la vita, la nonna che mi ha accompagnata per un bel po' di anni, quindi ero sempre con lei. C'ero molto affezionata, anche se comunque questi ultimi anni con il Covid mi ero allontanata, perché non volevo attaccarle qualcosa, non volevo attaccarle il Covid, e poi il Covid l'ha preso lo stesso dagli altri parenti che andavano a trovarla, quindi. Qua ci sono funghi, funghetti, funghettini. Sì, c'è l'aggeggio della pressione sempre presente oramai. E funghi, funghetti. E qui c'è Petunia! Ciao Petunia! Che bella Petunietta, che bella! Guardate che bella cuccetta che ha. In realtà è anche di Alfa, ma la usa Petunia. E anche quella lì, quella a tenda. Sono belle le tue cucce nuove. Certo, Petunia, sono belle le tue cucce nuove. Eh. Ah, sì, sì. Henry, io faccio merenda. Dimmi. Cosa c'è? Vieni. Il mio polletto. Sì. Ho la maglia che mi fa da vestito. Cosa c'è, Pollo? Domani vai dal veterinario, sai? Perché quella zampina lì non va bene così, chissà che cos'hai. Speriamo niente di troppo grave. Nero.
Petunia. Ciao, ciao. Ciao, Fietto. Sì, sì, Filli. Ciao. Cosa c'è? No. Mamma mia. Qui. Ma, Pepe. Pepe, mi rovini la maglia. No, mommy, mi rovini la maglia. No, mi hai tirato i fili. Sabato 16, 17, 18, sì, 16. E niente, sono qua dai miei, si vede. Sono qua che mi faccio un po' di caffè latte. Ho giocato al computer fin prima e poi ho detto aspetta che vado su a farmi la merenda e niente. Allora, dovevo darvi l'aggiornamento su Alfa. Allora, Alfa è in casa dall'altra sera, non mi ricordo da che giorno, da giovedì sera. Vabbè, è stato dal veterinario un giorno e alla fine non ha niente. Probabilmente è stata una storta, è caduto male, boh, è infiammato e deve prendere il cortisone ogni giorno. E per 10 giorni deve stare in casa. Dimmi! Dove sei? Eccolo, eccolo Pollo. Ecco il pollo. Sì, patto. Sì. Di che stai bene abbastanza, dai. C'è quella zampina che non sta tanto bene, ma insomma. Bravo. Insomma, non può uscire di casa e quindi è un po' disperato, perché a lui piace molto star fuori, però deve adattarsi a questa nuova situazione. E Ruffiano. Bacini. Allora, chiedono come stai, Polletto. Stai bene? Sì, sì che stai bene, vero? Oggi, per fortuna non hai niente di grave, vero? Per fortuna. È solo una zampetta un po' malandata. Che trauma che deve essere stato per lui stare dal veterinario un giorno, dormire, fare una notte lì con tutti gli altri animali. Vero, Pollo? Oggi. Virgola invece adora dormire qui, su questo tappeto. Allora io quasi quasi ne comprerei uno per i miei gatti, uguale. Sono i tappeti per il bagno. Dani. Chi è che arriva qua? Sei un geloso? Fai vedere come cammini. Ecco, andiamo. Fai vedere come cammini. Alfa? Eh? Sì, cammini molto meglio. Hai fame per caso, signorino? Forse sì. Oggi il tempo è così. Celestino! Ciao! Mau! Guarda! C'è Wally! Ciao Wally! Ciao Wally! Cosa fai con la bocca storta? C'è anche Silvano. E c'è anche Leonessa. Tu, Alfietto, sei stressante. Sai che sei stressante? Sì. Chi è che batte? Chi è che batte? Hai sentito? Ah. Ma non c'è Max, c'era anche Max. Sarà lì sotto nascosto. C'è nessun altro? No. Ciao! La mia domenica mattina. Vai, sono già le 9:30. Sono svegliata alle 9. Quindi
adesso piego tutto. Ieri sera sarei dovuta andare a letto presto. In realtà mi sono messa a fare tutte sistemazioni in casa e alla fine sono andata a letto alle 11:30. Ma almeno mi sono alzata e ho da spolverare e passare l'aspirapolvere come tutti i giorni, ma non ho altro da fare. Quindi ieri sera ho pulito perfino i fiori di fuori all'entrata, alle 11 ero di fuori che pulivo i fiori, ho dato acqua, ho spazzato tutta la terrazza alle 11. Io sono notturna e questo si è capito. Io lavoro così bene di notte. Vabbè, comunque, adesso sistemo sta roba. In realtà io vorrei cambiare anche la tela del divano, però aspetto. Ho piegato anche tutta la biancheria ieri sera. Ho fatto una marea di cose. La sera mi fa venire voglia di fare. Con gli asciugamani ho fatto lava-asciuga, non li faccio asciugare di fuori perché ci stanno troppo. Adesso ormai non fa, cioè fa caldo se c'è sole, ma se non c'è sole non c'è più così caldo, quindi è meglio fare lava-asciuga e via. È tutto così bello caldo. Sì, perché ieri sera avevo programmato anche questa. L'ho fatta partire stamattina alle 6, in modo che avesse tutto il tempo di lavare e asciugare. E infatti, lavata, asciugata, questo non so come piegarlo. Ma in genere non lo piego così, però forse così ci sta meglio di là. Questo invece va messo di là. Devo passare l'aspirapolvere, ma ho preferito prima piegare gli asciugamani che fanno polvere. Quindi c'ho da fare un po' di cose. Qui ho rimesso ad andare la lavatrice. Io sabato e la domenica, se riesco, faccio giovedì e venerdì, ma questa settimana ho fatto solo venerdì delle lavatrici. E quindi mi tocca farle adesso.